Bellunese, 2 tragedie sfiorate, una valanga travolge 5 sciatori sul Pordoi, tutti salvi. Ad Agordo un masso di 4 metri cubi si stacca dalle pendici di un monte, sfonda un'auto vuota e si ferma in mezzo alla carreggiata. Il caos neve dal Bellunese all'Alto Adige, Cortina bloccata, pesanti disagi alla circolazione, difficoltà dei mezzi ANAS, raffica di blackout, autostrada del Brennero chiusa, code e polemiche. Maltempo di ottobre, la promessa del ministro Fraccaro in Trentino, dopo il fondo da 53 milioni a metà mese saranno erogati oltre 670 milioni di euro per risarcire i cittadini. Il vagone di un treno merci esce dai binari, si scontra con un altro locomotore, paura a Vedelago, macchinisti salvi ma danni ingenti. Migranti, piazza divisa in Veneto, dai 250 gazebi della Lega per raccogliere firme e sostenere Salvini alla catena umana di l'Italia che resiste contro le politiche di immigrazione del governo. Ancora tensione tra i fedeli e la curia per lo spostamento di Don d'Antiga a Venezia, oggi nuovo presidio, intanto Monsignor Moraglia torna sul caso Volantini. Cuccioli di bulldog importati dalla Romania scoperti dalla polizia di Treviso dentro un furgone, denunciati conducente ed acquirente delle bestiole. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano il caos neve a nord-est. 5 sciatori sono usciti illesi nel pomeriggio dopo essere stati travolti da una valanga a Livinalongo Col di Lana nella zona del Passo Pordoi. I 5 stavano sciando in località Belvedere, erano usciti dalla pista per un percorso in neve fresca quando è avvenuto il distacco che ha travolto uno di loro, uno sciatore di Canazei. Gli amici sono riusciti ad individuare il punto in cui si trovava mentre sopraggiungeva il personale dell'assistenza pista e del soccorso alpino. Fortunatamente i soccorritori sono riusciti ad estrarre dalla neve lo sciatore, che non ha quindi riportato alcuna conseguenza. E qualche ora prima a Agordo un'altra tragedia sfiorata, questa volta un enorme masso è finito in strada. Vediamo. Quello che vedete è un masso appena caduto in località Bries davanti all'autovelox. Un frastuono e poi un tonfo violento al punto da far tremare i vetri delle case. A Bries, località sulla 203 a Gordina, fra Agordo e Taibon, sono stati attimi di paura questa mattina. Sindaco, una tragedia sfiorata, quella di oggi, di questa mattina a Bries, ci può dire che cosa è accaduto? Sì, si è staccato un masso di circa 4 metri cubi di grandezza che ha sfiorato un'abitazione dove vivono 3 famiglie e si è fermato in mezzo alla strada la strada regionale 203, che per fortuna non transitava nessun automezzo, quindi tutto si è risolto al meglio con tanta paura. Nelle immagini di Mirko Mezzacasa di Radio Più il disastro sfiorato è eloquente. Dai racconti dei testimoni l'enorme masso che si è staccato dalle pendici del Monte Framont è rotolato a valle compiendo salti di 7-8 metri. Ha sfiorato la casa che si affaccia sulla strada e ha sfondato un'auto Suzuki lì parcheggiata prima di fermarsi in mezzo alla carreggiata. Il fenomeno franoso è conseguente alle piogge e nevicate abbondanti che da ieri interessano la provincia di Belluno. Già questa mattina sul versante della montagna è stato eseguito un sopralluogo. Una squadra di vigili del fuoco sono già stati sul luogo, mi hanno già informato che sembra che si sia staccato questo masso unico da una piccola parete di roccia e che il restante della roccia sembra anche abbastanza solido. Ma per capire quale può essere l'evoluzione del fenomeno e soprattutto se vi sia la possibilità di nuovi distacchi, bisognerà attendere gli accertamenti che l'amministrazione provinciale ha delegato al proprio geologo. Il sindaco intanto ha emanato un'ordinanza di sgombero delle abitazioni che si trovano sulla traiettoria compiuta dal masso. Sono 5 abitazioni per una ventina di persone che hanno avuto l'ordinanza di sgombero fino a quando non si saprà i risultati del sopralluogo del geologo. Nel frattempo la 203 a Gordina resta chiusa al traffico e la circolazione è deviata sulla tangenziale che bypassa il comune di Agordo. E sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco bellunesi in queste ore per l'emergenza maltempo. La neve sta causando disagi e non poche polemiche. Isolata Misurina, Cortina in tilt questa mattina per tir e pullman di traverso sulla strada. Blackout a ripetizione dal Cadore al Comelico.
Il maltempo sta mettendo nuovamente a dura prova la montagna veneta. Nel Bellunese la neve ha sfiorato il metro d'altezza a Cortina, ma in Comelico, come potete vedere in queste immagini registrate a Padola, la coltre ha raggiunto il 1,5 metri. Da stanotte si susseguono i blackout che hanno lasciato senza energia elettrica molti comuni bellunesi, da Igne a San Vito di Codore, da Digonera e Caprile in Agordino al Comelico. La statale 51 di Alemagna stamattina è stata chiusa ad Acquabona perché il traffico a Cortina è andato letteralmente in tilt a causa della montagna di neve affrontata spregiudicatamente da autisti di camion e pullman senza catene. Tutti i passi dolomitici restano chiusi per valanghe. L'allerta è di livello 4, cioè il massimo, con i rischi maggiori per la viabilità e gli impianti sciistici. I disagi patiti nuovamente dai bellunesi sono stigmatizzati nei messaggi postati sui social, col lettore della rabbia della gente che lamenta la mancanza di servizi a fronte di una nevicata prevista da una settimana. Fra le situazioni paradossali, quella postata da un utente che mostra sconsolato un mezzo spazzaneve dell'ANAS in panne perché privo di catene, trainato da un trattore privato. Senza catene, eccoli qua. Verso sud, al confine fra le province di Belluno e Treviso, l'acqua ha reso impraticabile la galleria di Segusino, che è stata chiusa al traffico. Ad Alano di Piave uno smottamento ha causato la rottura della tubatura dell'acquedotto e i tecnici del comune sono già al lavoro assieme a quelli della società ATS. Neve anche nel Vicentino. Sull'altopiano di Asiago si sono registrati accumuli di neve fresca fino a 43 centimetri. Le previsioni di ARPAV prevedono una tregua, ma pioggia e neve si ripresenteranno domani con minore intensità. L'allentarsi dello scirocco ha ridimensionato l'allerta per l'acqua alta a Venezia. La marea si è fermata a 112 centimetri sul medio mare. E caos neve anche in Alto Adige, l'autostrada del Brennero è stata chiusa questa mattina in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 km, anche il servizio strade ha avuto difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. La statale del Brennero è attualmente ancora bloccata in 2 punti, a Mules e tra Vipiteno ed il confine di Stato, come anche la statale della Val Venosta. In mattinata una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di Stato. Intanto la polizia stradale, vigili del fuoco, i mezzi della 22 e del servizio strade provinciale dell'Alto Adige segnalano l'incauta condotta degli autisti di mezzi pesanti non dotati di catene che a partire dalla notte sono slittati lungo la carreggiata occupandola completamente, rendendo estremamente pericoloso e difficoltoso il passaggio dei mezzi di soccorso. Ed intanto sul fronte del disastro maltempo dello scorso ottobre è arrivato oggi l'annuncio dello sblocco di altri fondi. Oltre al fondo da 53 milioni di euro già stanziato, a metà mese saranno erogati oltre 670 milioni di euro per risarcire i cittadini delle regioni colpite e finanziare gli interventi di messa in sicurezza. Lo ha annunciato il Ministro per i rapporti per il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro con il Ministro all'Ambiente Sergio Costa durante la visita di Maro in Trentino, uno dei paesi più colpiti dal maltempo di ottobre. Possiamo dividerci sulle singole opere da realizzare, ma ha aggiunto: se non investiamo per mettere in sicurezza il territorio, le conseguenze del dissesto idrogeologico saranno sempre più devastanti. Ed ora nel Trevigiano con l'incidente ferroviario di questa mattina ad Albaredo di Vedelago. Il vagone di un convoglio carico di materiale edile esce dai binari e si scontra con un locomotore che stava sopraggiungendo in senso opposto. Fortunatamente nessun ferito, ma danni ingenti e pesanti disagi alla circolazione ferroviaria. Vediamo. Ecco il vagone deragliato che ha rischiato di provocare un disastro ferroviario questa mattina tra Albaredo e Istrana. Fa parte di un convoglio merci lungo quasi mezzo chilometro che stava transitando da Treviso verso Vicenza. A causa con tutta probabilità di un cedimento strutturale, come si vede, uno dei carrelli uscito dai binari. Un deragliamento che è proseguito per oltre 2 chilometri con una delle ruote sopra il ciottolato e l'altra che saltava lesionando in parte il binario e totalmente centinaia di traversine in cemento.
Ma il cedimento ha anche provocato il disallineamento del cassone soprastante, con l'angolo vivo micidiale che verso le 5:30 di questa mattina è impattato con questo locomotore che sopraggiungeva con un altro convoglio merci verso Treviso. Un impatto laterale violentissimo che, come si vede, ha piegato i potenti paracolpi del mezzo, che comunque si sarebbe anche in parte alzato in corsa per poi rientrare sul binario e fermarsi qualche centinaio di metri più avanti, mentre gran parte dei vagoni in coda continuavano ad impattare col cassone deragliato che nel frattempo si era fermato. Sceso visibilmente scosso il macchinista italiano del locomotore colpito, mentre l'altro conducente, un cecoslovacco, si precipitava sul punto dell'impatto per assicurarsi che non vi fossero vittime o feriti. Linea immediatamente disattivata e bloccata in ambo i sensi, con Mobieri di Castelfranco, personale Trenitalia e Polfer sul posto per stabilire le cause, programmare i recuperi e quantificare i danni. Io credo che andremo sopra il €1.000.000. Si parla, diciamo, il deragliamento, però è stato lungo, nel senso che... Sì, il percorso fatto dal carro fuori della sua normale sede di marcia è stato abbastanza lungo, ha superato i 2 chilometri. Indagini in corso per stabilire le cause del cedimento per un convoglio proveniente dall'Est Europa, con relativi dubbi sulle manutenzioni programmate. Un disastro evitato anche grazie alla tecnologia. In quel tratto la tecnologia come ha agito? Ha agito perché ha fatto sì che, rompendosi la comodità dell'aria, il treno si è bloccato. Il treno, quello che aveva il carro sporgente, e l'altro, ovviamente, sentendo il rumore delle lamiere che si toccavano, automaticamente ha un sistema di blocco e il macchinista l'ha bloccato. Per il comandante Bortoletto un congedo dal servizio difficile da dimenticare. L'ultimo giorno di lavoro con deragliamento. Sì, purtroppo la fortuna mi assiste. Senta. Terribile frontale all'alba a Limena, quella di oggi è stata una giornata di sangue anche sulle strade del Veneto. Nel Padovano è morto un 32enne, sentiamo. Un groviglio di lamiere, gabbia mortale che non ha lasciato scampo a un 32enne di Limena. Lo schianto all'alba verso le 5:30 lungo la strada provinciale Valsugana all'incrocio con via Montegrappa. Siamo in località Vaccarino, direzione Piazzola sul Brenta. A perdere la vita Fabrizio Galuppi, era la guida di questa Ford C-Max che si è scontrata frontalmente con un camion. L'impatto è stato così violento che l'auto si è accartocciata e quando sono arrivati i soccorsi la situazione è parsa subito disperata. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora con cesoie e divaricatori per tagliare le lamiere ed estrarre il corpo del 32enne. I medici del 118 hanno tentato la rianimazione sul posto, ma per Fabrizio Galuppi non c'è stato nulla da fare. Pare che il ragazzo stesse andando al lavoro. Illeso invece il conducente del camion, un 53enne di Fontaniva. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi che hanno paralizzato il traffico verso la città. La polizia stradale ha chiuso il tratto dove è avvenuto l'incidente, poi successivamente riaperto al traffico alternato fino alle 10. E grave infortunio sul lavoro nel Trevigiano, a Spresiano. Un giovane operaio, 23enne, di Nervesa della Battaglia, è rimasto schiacciato da una pressa. Ora è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso. Il grave incidente sul lavoro è accaduto qui, nella zona industriale di Spresiano, all'interno di un capannone della ditta Volpato. L'operaio, mentre stava lavorando quasi a fine turno, è stato schiacciato da una macchina per la realizzazione di componenti per la cucina. La vittima di questo incidente sul lavoro è un giovane operaio di 23 anni, Davide Refrontolotto, di Nervesa della Battaglia. Il fatto è avvenuto venerdì sera intorno alle 21:30 all'interno dell'azienda Volpato di Spresiano, specializzata nella produzione di componenti per l'industria del mobile. Il giovane ha riportato un grave schiacciamento toracico, tanto che i colleghi, subito intervenuti in suo soccorso, hanno dovuto persino praticargli il massaggio cardiaco per poi lasciarlo alle cure del suo M118 che lo ha successivamente trasportato in condizioni critiche all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. I testimoni e i colleghi di lavoro saranno ascoltati anche nei prossimi giorni per capire se l'infortunio potesse essere evitato.
Quello che si è saputo nella tarda serata di ieri è che l'operaio stava lavorando su una pressa per la realizzazione degli zoccoli dei mobili quando è rimasto schiacciato dal macchinario. A causa del trauma gli è mancato il respiro, rimanendo incastrato nella struttura. Sul posto per gli accertamenti sono infine giunti gli ispettori dello Spisal, dell'ASL 2 e i carabinieri di Spresiano. Il macchinario aziendale sarà invece posto sotto sequestro per fare chiarezza su quanto accaduto. L'ANCI Veneto ha inviato ai sindaci una circolare con le nuove misure governative per il reddito di cittadinanza e le pensioni, contenente un focus sull'effetto di queste disposizioni sulle dotazioni organiche dei comuni. Abbiamo deciso di realizzare un monitoraggio, spiega la Presidente dell'ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello, per capire gli effetti che quota 100 può avere sulla dotazione di personale delle amministrazioni. Infatti meno personale può comportare il rischio di un rallentamento dell'operatività delle amministrazioni che già sono in carenza di organico. Questo si traduce per i cittadini in una possibile diminuzione dei livelli e degli standard dei servizi. E proseguiamo con la politica. Oggi e domani aperti i gazebo della Lega per la raccolta firme in solidarietà di Matteo Salvini. Il leader del partito sarà a Vicenza sabato prossimo 9 febbraio. Sentiamo. È una raccolta firme a favore del ministro Salvini e a favore della sua politica che tende a difendere i confini nazionali dall'invasione che avevamo di clandestini. Varco Manzoni, Santa Maria del Sile e Santa Bona. A Treviso, come in molti altri comuni della Marca e dell'intero territorio nazionale, militanti del Carroccio e non, mobilitati per dimostrare con la propria firma la solidarietà e il sostegno al loro leader e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che potrebbe essere chiamato a rispondere di sequestro nel caso della nave Diciotti. È una cosa assurda che un ministro che ha difeso, ripeto, gli interessi nazionali rischia di andare sotto processo e rischia una condanna da 3 a 15 anni solo per aver fatto il suo dovere. Oggi in poche ore abbiamo raccolto in circa 2 ore e mezza quasi 300 firme di solidarietà di cittadini trevigiani e domani replichiamo con altri 3 gazebo nel comune di Treviso. Giornata come questa, uggiosa, nebbia, 2 gocce di pioggia, non facciamo nulla, la gente si ferma, ci dà sostegno, porta il sostegno al nostro segretario. Domani si replica a Selvana, Monigo e in via Sant'Antonino. Questo mentre anche a Treviso sono scesi in piazza i sostenitori del movimento L'Italia che resiste a favore di un'accoglienza umana dei migranti. Viviamo in democrazia, quindi ognuno porta avanti le proprie idee in maniera civile e democratica, c'è spazio per tutti. E appunto oggi anche contromanifestazione dell'Italia che resiste contro le politiche di immigrazione del governo. Vediamo. Unire le mani per essere solidali, per accogliere, non per respingere. Mano nella mano, senza pregiudizi, hanno formato una lunga catena umana. È la conclusione della manifestazione L'Italia che resiste, svolta anche a Treviso come in tanti comuni italiani. Nonostante la pioggia, più di 250 persone si sono ritrovate davanti a Cassugana. Si sono ritrovate le associazioni, i cittadini e tutte le realtà che vivono, a detta loro, con profondo disagio le scellerate politiche del governo in materia di immigrazione e integrazione. Un'Italia che resiste a cosa? L'Italia che resiste alla tentazione di scaricare sui più deboli i problemi, le responsabilità che non sono loro. Oggi i più deboli sono i migranti e su di loro si cerca di scaricare le responsabilità di una crisi economica, di una mancanza di reddito, del precariato. Credo che dobbiamo continuare su questa strada, questo governo non può parlare in nome nostro, noi non siamo d'accordo. Non possono nascondere le mancanze delle loro politiche di carattere economico-sociale dando la colpa ai migranti. Nessuno lo dice, ma sono più i giovani che vanno all'estero rispetto alle persone che arrivano nel nostro paese. Questo non vuol dire banalizzare il tema, questo vuol dire volerlo risolvere, anche perché noi crediamo in una società in cui non prevale il forte rispetto al più debole, ma una società che ha al suo fondamento i valori della Costituzione italiana. Io penso che a un certo punto le coscienze si muovono e quando mio figlio mi chiederà papà ma tu cosa facevi in quel periodo? Beh, io sono sceso in piazza per dire che le cose non mi andavano bene. C'è un limite, possiamo porci tante domande su come si gestiscono le cose, ma poi c'è un limite. Per dire insieme che noi vogliamo un'Europa di diritti per tutti e di dignità per tutti.
Lo spirito dell'iniziativa, l'Italia che resiste, hanno spiegato gli organizzatori, è quello di resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciar morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà, di chi interrompe i percorsi di assistenza e integrazione, di chi istiga all'odio e alla xenofobia, dimenticando i valori di accoglienza e convivenza civile. Se ci lasciamo prendere dall'indifferenza, dalla chiusura, se non riconosciamo più la sofferenza dell'altro, vuol dire che è morto qualcosa dentro di noi, stiamo perdendo la nostra umanità. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Come cristiani dobbiamo perdonare, ma questo non significa che i responsabili dei volantini diffamatori contro 5 sacerdoti veneziani non debbano essere puniti dalla giustizia terrena. Così il patriarca Francesco Moraglia è tornato sulla recente ferita ancora aperta nella curia veneziana. Sentiamo. Mi sono messo nei panni delle persone offese, soprattutto anche dei familiari delle persone offese, delle comunità che si sono sentite toccare da una mano anonima, da una mano che ha detto delle cose gravissime. Il patriarca Francesco Moraglia torna a esprimere tutta la sua amarezza verso il misterioso autore dei volantini diffamatori nei confronti di 5 sacerdoti della diocesi. Il cerchio intorno ai responsabili è sempre più stretto dopo l'identificazione da parte dei carabinieri di Venezia della persona che aveva affisso nottetempo i fogli nella zona di San Zulian. Io credo che l'esortazione al perdono, a vivere questa situazione come la vivrebbe il Signore Gesù, quindi con fede e anche con capacità di perdono, non voglia dire anche il desiderio di arrivare a una giustizia umana che rimane sempre umana, ma è qualcosa che è dovuto a chi in qualche modo è stato ingiustamente toccato. La zona dove sono comparsi i volantini era stata nei mesi scorsi teatro della protesta contro la curia di alcuni fedeli che non avevano accettato il trasferimento del parroco di San Zulian, Don Massimiliano d'Antiga. Nelle scorse ore il nuovo sit-in in difesa del sacerdote e dei genitori del suo gruppo di preghiera settimanale, che prendono le distanze dall'episodio dei volantini, ma ricordano come anche Don Massimiliano fosse stato vittima di una simile azione diffamatoria. Quello che un po' è brutto, diciamo, è che la curia giustamente si sia attivata al pieno adesso, però che non l'abbia fatto anche quando è stato il suo momento, che è stato accusato per 5 anni con volantinaggio, però non si è mosso mai nessuno. Per andare incontro alle richieste dei genitori, il patriarca aveva proposto che Don Massimiliano continuasse gli incontri settimanali, pur non essendo più il parroco di quella chiesa. Il sacerdote aveva rifiutato, preferendo prendersi un periodo di riflessione. Lui è stato cacciato in una maniera violenta, diciamo, per cui capisco la sua reazione di allontanarsi e ritirarsi per un periodo di preghiera. Siamo qui per dire che non ci siamo dimenticati di Don Massimiliano e di quello che ha fatto per noi, spiegano i genitori, e che continuiamo a volergli bene. Qualche volta io l'ho sentito perché sono preoccupata dal suo stato di salute. Lui è una persona molto emotiva e di conseguenza ci preoccupiamo della sua salute, ecco sì, ogni tanto lo sentiamo per sapere come sta. Cuccioli di bulldog importati dalla Romania e scoperti dalla polizia a Treviso dentro un furgone, denunciati conducente ed acquirente delle bestiole. Erano rinchiusi in 2 scatole di plastica coperte con del filo di ferro, ammassate tra altre merci all'interno di un furgone. Questi splendidi cuccioli di bulldog francese, 3 neri e 2 fulvi, sono stati salvati dai poliziotti delle volanti impegnati questa mattina in un controllo del territorio. In via Podgora a Treviso gli agenti sono stati insospettiti dal furgone che viaggiava a forte velocità. Il mezzo è stato fermato, i 6 occupanti identificati. L'autista, un 30enne romeno con diversi precedenti di polizia,
polizia, è stato invitato ad aprire il retro del mezzo dove erano accatastati bagagli, scatole e sacchetti, ad attirare i poliziotti i guaiti provenienti dai 2 scatoloni. Dentro i cuccioli in pessime condizioni igieniche. I 5 bulldog posti sotto sequestro sono stati quindi portati da un veterinario e poi affidati al canile di Treviso in attesa delle decisioni della magistratura. Nel frattempo è stato rintracciato dalla polizia anche l'acquirente dei 5 cuccioli, un romeno di 25 anni. Sia il trasportatore che l'acquirente sono stati denunciati per abbandono di animali. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per la giornata di domani, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale ancora un tempo in prevalenza instabile. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ancora una giornata incerta. Il cielo infatti si presenterà spesso nuvoloso e coperto, con qualche pioggia a carattere sparso, ma piuttosto frequente, alternata comunque a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Temperature minime comprese tra i 5 e 8 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà l'instabilità a dominare. Anche sulla nostra regione infatti non mancherà qualche precipitazione sparsa e localmente anche di moderata intensità. Migliorerà via via entro la nottata. Temperature minime comprese tra i 7 e 8 gradi, massime comprese tra i 10 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una domenica all'insegna ancora di locali nevicate, anche corpose e specie sull'Alto Adige e sui settori alpini di confine. La tendenza sarà un generale miglioramento entro le ore serali. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 6 e 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.